Ciao ragazzi, oggi voglio farvi conoscere un'idea simpatica e intelligente perché unisce modernità, quindi tecnologia, buoni sapori, tradizione e senso della famiglia, e tutto concentrato in un distributore automatico, che però non è un distributore qualsiasi, perché questo è un distributore di ciccia, e Mirko lo sta già sistemando perché oggi è giorno di aggiornamento. Cosa c'è qui dentro, Mirko? Qui dentro, Stefano, puoi trovare la carne fresca che produciamo noi in negozio 24 ore su 24, dall'hamburger, dalla polpa, dalle cotolette e anche la gastronomia, sempre di nostra produzione. Praticamente quello che c'è sul bancone si trova all'interno del distributore. Certo. La ricarica la fai ogni giorno, Mirko? Ogni giorno oppure ogni altro, perché comunque il prodotto è confezionato fresco. Qui c'è l'etichetta. Poi c'è l'etichetta di confezionamento e scadenza. E 2-3 giorni di scadenza, però sono 2 giorni, così abbiamo sempre il prodotto fresco. Certo. Lo stesso per quanto riguarda anche il sugo, e anche preparati, questo certo. un sugo fresco che comunque Ecco non ha una scadenza lunga, qui 5-6 giorni e basta. Ma quindi come funziona? Funziona come un dispensa normale, uno viene qui, mette i soldi, solo che lo sapeva mica caffè. I soldi no, si mette solo la carta del bancomat. Ah, solo bancomat o carta di credito? O carta di credito. Ho capito. Oppure da febbraio inizierà una Fidelity Card, che sarà un incentivo anche con un 5% di sconto sull'acquisto. Avete capito l'idea, ragazzi? La macelleria praticamente è aperta 24 ore al giorno, anche quando è chiusa. E la roba giusta è giusta, perché i prodotti sono senza conservanti, comunque una scadenza corta. Una scadenza corta. Mirko è figlio d'arte perché tu arrivi da una famiglia di macellai, vero? Macellai, esatto. Perché 68. questa scelta? Perché questa scelta? È una scelta un po' condizionata anche dal sistema di vita che abbiamo, sempre di corsa, non abbiamo orari. Allora la gente può venire qua a qualunque ora e trova il prodotto che li può interessare. È meglio anche per voi, per il vostro tempo. È meglio per noi, perché noi, essendo anche professionisti, lavoriamo tanto tutta la settimana e la domenica ci riposiamo. Dunque però diamo un servizio al cliente anche dedicando del tempo alla famiglia. Perché se c'è sempre l'emergenza del ragù che manca per la domenica, che ti ha fatta mangiare, esatto, almeno si trova anche se è chiuso. Esatto. Oppure una salsicetta da fare con la polenta o il tasta sale con il riso, si trova. Ma si può acquistare un pezzo alla volta? Beh, si può acquistare un pezzo, però anche inserire altri prodotti. Basta inserire i numeri, prodotto con il riferimento numero del prodotto che si intende acquistare. Ad esempio, adesso sto aggiungendo il mio carrello di prima della polenta, sempre un preparato che facciamo noi in negozio. Quindi è come gli acquisti online, basta aggiungere al carrello, no? L'unica diversità è che il prelievo viene fatto un prodotto alla volta. Questo è un piccolo museo che Mirko conserva sotto il negozio, e qui ci sono i ricordi e gli inizi di un'attività che dura da diversi decenni. Praticamente siamo nella fase precedente al distributore automatico, perché se questa è stata l'origine,
il distributore è soltanto un nuovo punto di arrivo e perché no, forse anche di ripartenza. Io ho avuto mio papà che ha iniziato l'attività nel 68 e ho iniziato io col negozio, invece sono 25 anni che ho aperto l'attività qua alla Prova. Festeggiati l'anno scorso, a dicembre praticamente. E la passione mi è stata tramandata appunto dai miei genitori, che anche mio papà e mia mamma hanno lavorato sempre insieme, hanno portato su una famiglia, siamo in 6 fratelli e io ho portato avanti la tradizione dei miei genitori. Perché l'hai fatto? Perché ho sempre avuto questa passione, andavo a scuola, tornavo da scuola, andavo sempre al negozio ad aiutare mio papà. Finito il militare ho aperto il negozio qua alla Prova. Cos'è la passione per te? Sentire il prodotto, lavorare la qualità del prodotto, la genuinità, lavorare senza conservanti, prodotti naturali, proprio per salvaguardare la salute, oltre che al gusto e al sapore della carne, insomma. È difficile farle capire queste cose. È un po' difficile, perché naturalmente i costi cambiano. I costi cambiano perché è un prodotto naturale, ci vuole più tempo, ci vuole il suo tempo perché che sia pronto. E anche ci sono dei cali peso, tanta manodopera. Fare questo mestiere però non vuol dire soltanto selezionare le mezzene di bovino, di maiale, tagliare, fare le porzioni e proporre la vendita. Chi ha un bancone di macelleria è anche un osservatore privilegiato perché riesce a capire com'è l'evoluzione dei gusti delle persone, ma anche della propensione alla spesa. E lì si capiscono un sacco di cose. Il cambiamento c'è stato nella richiesta della persona. Infatti all'inizio non si faceva tanta gastronomia, adesso ne produciamo un bel po' di gastronomia, oltre che comunque alla carne fresca. E dopo è sempre un piacere sentire il cliente che viene in negozio e ti dice: Mirko, voglio mangiarmi una bella bistecca, e lì ti dà una soddisfazione impressionante. Che non è una richiesta banale, vero? No, vuol dire che di carne ce n'è, ma non è una bistecca come si deve. La gente si è accorta che mangiare bene cambia il sistema, cambia tutto, perché puoi mangiare delle salsicce, ne puoi mangiare 2 o 3 delle mie e non ci sono problemi. Se hanno i conservanti non riesci a mangiarne più di una. Quanto è dura la lotta contro i conservanti? È dura perché il prodotto richiede molta attenzione, bisogna seguirlo sempre costantemente, però ti porta soddisfazioni. E questo, Mirko? E questo, Stefano, è il cotechino con radicchio rosso di Verona. Ah, sì, non preso dal distributore, vero? Cotto e caldo. Però si può trovare anche Appena nel distributore. Questo è appena sfornato. Appena formato. Allora si può testarlo? Prodotto ieri e cucinato oggi. Ecco, prima che vada in scadenza, beh, un pochino Bene, di lo tempo. prendiamo, vedete come manca da quanti. Grazie Mirko, e complimenti soprattutto per la vostra idea, tua e della Sabrina che è qua, voglio farsi riprendere, eccola qua, eccola. Alla prossima cantierata e adesso salute. Buon appetito. E viva. No, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito.